Buonasera buongiorno, se così si può dire, dallo Stadio dei Marmi di Carrara. Le immagini vi giungono in diretta da una giornata davvero inclemente, tanta pioggia qui a Carrara, ma si giocherà, il terreno è sintetico, non ci sono problemi di tenuta, quindi nessun pericolo per la disputa della gara. Sintonizzate con noi su TV Vicenza in diretta per trasmettervi Carrarese Vicenza. Abbiamo già le formazioni delle squadre, ripeto, sta piovendo a dirotto da 2 giorni consecutivi, insomma c'è anche il pubblico ovviamente non è accorso in gran numero, c'è comunque, lo vediamo prontamente inquadrato dal nostro cameraman Carlo Moresco, coadiuvato oggi in regia da Lorenzo Sattin. Eccoli qui i tifosi biancorossi al seguito, giunti fino allo Stadio dei Marmi. Oggi vediamo allora le formazioni delle squadre di questo Carrarese Vicenza, cominciando proprio dalla Carrarese, che schiera Calderoni, Bregliano, Vannucci, Calvi, Trocar, Teso, Gherardi, Dettori, Merini, Belcastro, Mancuso. In panchina per la formazione allenata da mister Gianmarco Remondina ci sono Di Vincenzo, Battistini, Zanchi, Pescatore, Nikodijevich, Beltrame e Cellini. Il Vicenza schiera Ravaglia, Padalino, Delia, Castiglia, Elasni, Camisa, Mustacchio, Jadid, Maritato, Giacomelli, Tulli. Vanno in panchina Alfonso, Di Matteo, Cinelli, Sbrissa, Padovan, Corticchia e Tiribocchi. Allora, in panchina, l'avete appena visto, c'è il nuovo arrivato Stefano Padovan, la punta che nelle intenzioni di Paolo Cristallini, della dirigenza e nelle speranze di mister Giovanni Lopez dovrebbe in qualche modo risolvere i problemi di finalizzazione del gioco di questa squadra. Per il resto la formazione è quella che si poteva prevedere con il 4-2-3-1 che ormai Lopez ha adottato come modulo fisso della propria squadra. La linea difensiva a 4 composta da Padalino a destra, Delia a sinistra, i centrali sono Elasni e Camisa, davanti alla difesa Castiglia e Jadid, uno ovviamente Castiglia con compiti di copertura, Jadid con la funzione di creare il gioco, e dietro all'unica punta Maritato questo tridente Mustacchio, Giacomelli e Tulli. Maritato viene preferito dall'inizio a Tiribocchi, che se ne va in panchina. La Carrarese è una squadra che subisce molto in difesa, ha subito 30 gol, ha fatto anche gol quasi quanto più del Vicenza, ne ha fatti 21 contro i 20 dei biancorossi, e arriva da una serie di risultati pirotecnici, al di là della sconfitta per 3-0 contro la capolista Entella. Gli ultimi 2 pareggi in casa con San Marino e Pro Vercelli sono stati, come detto, contraddistinti da tantissimi gol. Carrarese San Marino 4-4 e Carrarese Pro Vercelli 3-3. I presupposti per assistere ad una partita ad alto tasso di spettacolarità ci sono tutti. La Carrarese è nelle zone molto basse della classifica, a 15 punti, quart'ultima. Il Vicenza a 25, ovviamente dopo anche la vittoria dell'Entella in casa del Venezia non può più accarezzare il sogno della promozione diretta, di arrivare al primo posto, ma è chiaro che deve risalire tante posizioni per arrivare ai playoff nella miglior situazione possibile, cercando di arrivare vicino alle squadre che la precedono. La classifica, ricordo, vede l'Entella al comando a 40 punti, poi ci sono la Pro Vercelli, il Savona, il Venezia, la Cremonese e il Como. Insomma, dopo la sconfitta con il Como, ancora tante squadre che il Vicenza deve cercare di superare da qui alla fine. Come vedete, le formazioni sono appena entrate in campo agli ordini dell'arbitro, il signor Pietro Del Giudici di Latina, coadiuvato da Agostini di Frosinone e Oliviero di Ercolano. I ricordi per tutti i tifosi non giovanissimi vanno ovviamente a quel Carrarese Vicenza che è rimasto un po' nella storia, che con il mio assistente Franco Lagama abbiamo ricostruito nell'andamento della partita. Quel 20 gennaio del 1985 qui a Carrara finì
4-4 con il Vicenza in vantaggio per 3-1, poi per 4-2 finì 4-4. C'era Remondina, l'allenatore della Carrarese, in campo. Allora per il Vicenza segnarono 2 reti Nicolini, una Toto Rondon e una un giovanissimo Roberto Baggio. Una Carrarese che è stata rinforzata in questo mercato di riparazione dagli arrivi di Alex Calderoni, proveniente dalla Juve Stabia. Calderoni in porta va a fornire il suo contributo di esperienza, e da Gherardi che va a fare l'esterno sinistro nella formazione di Remondina, ad aggiungere un po' di qualità ad una squadra che nelle intenzioni del suo tecnico, nelle intenzioni della dirigenza, vorrebbe arrivare ai playoff. È tutto pronto, ripeto, le condizioni del tempo sono inclementi, piove ancora molto, ma il terreno sintetico è in condizioni comunque ottimali per giocare. Dal Vicenza ci si aspetta chiaramente la vittoria per riprendere il cammino, per continuare a sperare nelle posizioni, per continuare ad ambire a posizioni più alte in classifica ed arrivare ai playoff e giocarsi lì le chance di risalita in Serie B. E allora pronti e partiti in questo momento con il calcio d'inizio battuto dalla Carrarese, che si schiera con una divisa giallo-blu, e il Vicenza è nella tradizionale inconfondibile maglia biancorossa. Subito in possesso palla il Vicenza, che parte da Camisa nella sua azione, nella costruzione della sua azione offensiva, la prima della gara. Giacomelli gira a cercare Jadid, riesce a riconquistare palla la Carrarese con Dettori, pallone ancora all'indietro per Calvi, e gestisce la sfera la coppia di centrali della Carrarese, adesso con Trocar. Lancio lungo di Trocar a cercare lo scatto da parte di Merini al controllo della sfera, la chiusura da parte del numero 6, il capitano Alessandro Camisa, e sfera che termina sul fondo. Le insidie del terreno sintetico le conosciamo, sappiamo che il pallone schizza, anche se non è piovuto, schizza in ogni caso nel momento in cui tocca a terra. Oggi con questa pioggia sarà ancora più problematico, ancora più difficile il controllo della palla, e per una squadra come quella biancorossa, che punta tutto sul gioco palla a terra, sulla costruzione dell'azione, questo potrebbe essere davvero un grosso handicap. Parte l'azione della Carrarese con un cross verso il centro da parte di Mancuso, pallone controllato dalla difesa, non senza qualche affanno, esce Giacomelli che poi prende uno spintone da parte di Bregliano, il pallone termina in fallo laterale, non c'è fallo, ha accentuato un po' il contatto Giacomelli, l'arbitro non ha ritenuto di dover fischiare il calcio di punizione. Adesso c'è nuova rimessa per la Carrarese, che è partita subito cercando di impostare il gioco, proprio la rimessa sotto la panchina, davanti alla panchina dove c'è Giovanni Lopez. Ancora Bregliano in possesso palla liftata a cercare l'inserimento di Merini, e la in qualche modo Vannucci, pallone che va sul petto di un giocatore biancorosso. È stato Alessandro Camisa ad andare in interdizione su Merini, battuto il calcio d'angolo, ma va ripetuto perché l'arbitro vuole mettere un po' di ordine in area di rigore. Allora questa volta alla battuta del calcio d'angolo va Gherardi pronto alla battuta, Gherardi al limite dell'area di rigore, la conclusione che termina nettamente fuori di Belcastro cercava il tiro, era poi diventato quasi un cross su cui non sono arrivati né Peso né Trocar, pallone pericoloso per la retrosabia biancorossa, con il calcio d'angolo della Carrarese, la conclusione dalla distanza di Belcastro. Noi andiamo a rivediamo
invece l'azione precedente con il corner, l'ultimo tocco da parte di Camisa, poi sul corner successivo si è sviluppata l'azione che ha portato al tiro cross da parte di Belcastro. Siamo nella parte opposta con il Vicenza che cerca di farsi vedere, da Shadid in avanti, pallone controllato da Vannucci, Calvi all'indietro per Trocar, in avanti ancora a cercare il colpo in testa da parte di Gherardi, che però non riesce a tenere in capo il pallone, allora la rimessa sarà per Delia. Shadid ancora su Delia, avanza Delia, fermato però da Gherardi che poi viene trattenuto per la maglia. C'è il calcio di punizione in favore della Carrarese che andrà a batterlo con Tettori. Guarda la situazione dei compagni, diciamo un inizio favorevole alla formazione di casa, con il Vicenza che per il momento se ne sta guardando nella propria tre quarti ad aspettare gli avversari. Palla buona sul scatto di Mancuso in fascia, viene chiuso da Padalino, sarà rimessa laterale ancora in favore dei padroni di casa. Messa in gioco da Vannucci, pallone al centro dell'area di rigore, occhio perché si sta girando Dettori, pallone ancora una volta messo fuori, ma un Vicenza che stranamente in questo inizio mi pare un po' remissivo, non riesce ad imporsi con la Carrarese che ha preso in mano l'iniziativa del gioco. Palla controllata da Belcastro, pronto al cross Belcastro, pallone ribattuto ancora una volta da Mustacchio, sfera che termina in fallo laterale per la rimessa di Vannucci, ma Carrarese che resta in zona offensiva. Pallone ancora per Mancuso, prova a girarsi il numero 11 della Carrarese, all'indietro per Vannucci, tiene il pallone in campo, poi alla fine se lo trascina fuori, allora rimessa per i biancorossi, stadio di Carrara che tiene circa 4.800 spettatori oggi, direi in tutto possiamo contarne intorno ai 500-600, non di più. Ancora Carrarese che riconquista il pallone e poi Elasdi che rilancia lungo, riparte l'azione della Carrarese da Trocar, palla per Bregliano. Lungo Bregliano quasi al limite dell'area di rigore a cercare Merlini, il pallone ribattuto dalla difesa, poi Tuni anticipato da Bregliano, va Delia in copertura, si avventa sulla sfera Gherardi, non ci arriva, rimessa per i biancorossi e sono già trascorsi 6 minuti, ma il Vicenza deve ancora riuscire ad affacciarsi fuori dalla propria metà campo. Adesso Ravaglia va al rilancio. Il rinvio del portiere con la squadra biancorossa che in un possesso si dispone con i due laterali molto alti a formare un attacco a 4, la girata di Giacomelli a cercare l'inserimento di Mustacchio, chiude tutto teso, riparte il Vicenza da Padalino, palla per Mustacchio ancora, recupera Mustacchio commettendo però fallo su un avversario, si trattava di Mancuso in ripiegamento difensivo, la punizione sarà in favore ancora della Carrarese. Ci va addirittura il portiere Alex Calderoni, era stato l'anno scorso tra i papabili per venire anche a Vicenza. Calderoni al rilancio lungo, colpo di testa di Camisa, recupera Mancuso. Torna all'indietro Mancuso da Trocar che ha un controllo non facile della sfera, all'indietro per Calderoni ancora su Trocar mentre ha salito maritato in pressing. Il rilancio lungo di Trocar, controllo di Lia, cerca di arpinare il pallone ma in effetti serve un assist a Merini gira su Gherardi, ancora Gherardi, limite dell'area, entra in area Gherardi, una serie di dribbling, se lungo Gherardi, mette il centro, viene chiuso da Delia, corner in favore della Carrarese, battuta adesso ancora per Gherardi, all'indietro su Dettori, il pallone sul sinistro, poi sul destro con un esterno, il pallone messo in testa ancora in fallo laterale, fallo laterale in favore della Carrarese che resta in posizione offensiva. Bregliano
con le mani Bregliano all'interno dell'area di rigore, va a saltare in testa Camisa, mette fuori di lì, calciando lontanissimo un pallone che termina in fallo laterale. Diciamo un inizio con qualche problemino per la formazione di Giovanni Lopez, per carità, Caravese mai pericoloso, intanto non so se vi arrivano i tuoni che minacciosi rondano nel cielo di Carrara, ma dicevo un inizio faticoso del Vicenza, che adesso riparte da Camisa all'indietro in direzione di Ravaglia. Il sallancio lungo Ravaglia, poi appoggia su Elasì. Padalino, Shadid, manovra lenta del Vicenza con Giacomelli che prova a verticalizzare cercando l'azione di Matteo Mustacchio, palla lunga su Tulli, controlla Tulli, mette il pallone a terra, Tulli ancora, mette verso il centro, colpo in testa di Trocar a liberare, Shadid ai 25 metri, allarga il gioco su Castiglia, largo per Tulli, la chiusura di Brogliano e adesso finalmente il Vicenza si fa vedere in avanti con Camisa che appoggia su Shadid, scarpette rosse per lui, subisce l'intervento regolare secondo l'arbitro, c'è 4-4 con la Caravese che riparte da Mancuso in area di rigore, Mancuso conclusione, ancora una volta poi Mancuso Ravaglia che blocca a terra, 9 minuti e 20 secondi, doppia conclusione di Mancuso e parata a terra di Ravaglia, parata a terra di Ravaglia. Vettori, palla lunga contro il testa di Camisa, aumenta anche l'intensità della pioggia. Io spero che vi arrivi il segnale video, perché davvero ci sono grossi problemi con questo maltempo. Sembra di essere ritornati alla prima giornata contro il Como. Da Shadid il pallone su Delia ancora per Shadid, Castiglia, Elasì, Padalino, Elasì, adesso Vicenza che tiene un po' in lato per stessa palla facendo girare il pallone tra i piedi dei propri difensori. Delia guadagna qualche metro, l'appoggio per Tulli che difende la palla dall'attacco di Brogliano, Giacomelli all'indietro per Camisa, Shadid, Giacomelli ingabbiato da due avversari, recupera su Shadid che poi allarga il gioco cercando Padalino e in realtà serve Mancuso che parte in contropiede, molto isolato Mancuso, c'ha il solo Merini in appoggio. Allora all'indietro per il numero 6 peso, quindi Trocar gestisce palla alla Carrarese, il lancio da parte del numero 8 Vettorino avanti a cercare Merini, palla che si perde ancora dalle parti di difensori biancorossi e Vicenza riparte da Shadid. Tulli va col piede di testa, tenere in campo un pallone non semplice, chiuso maritato dall'intervento di Trocar, rimessa laterale affidata a Delia, ancora maritato per Tulli. Palla Tulli, supera un avversario, termina a terra ma l'azione di Vicenza prosegue, Castiglia, largo su Mustacchio che affronta Vannucci, ancora Mustacchio, va al centro, pallone lungo, pallone deviato, sarà calcio d'angolo, c'è un cartellino giallo per mi pare il numero 10 della Carrarese, ammonito nelle fila della Carrarese Belcastro al 12° minuto per un intervento falloso su Tulli in precedenza, quando Tulli è rimesso a terra l'azione di Vicenza proseguita per la regola del vantaggio e dopo l'arbitro ha provveduto ad ammonire Belcastro. Corner in favore del biancorossi, pallone che schiava in area, colpo in testa di Brogliano, tutta la Carrarese schiacciata nella propria area di rigore, Delia cambia fascia a ricercare Shadid che era andato a battere il corner, Castiglia si possessa il pallone, cambia anche il gioco cercando il liberissimo Tulli, adesso Tulli può andare al cross al centro, cercare Maritato, ecco il cross, cercare proprio Maritato, Giacomelli sistema il pallone, poi prova di mezzo esterno il pallone ad uscire per il lontano dai pali, ma il Vicenza se non altro da cenni, segnali
di risveglio dopo un inizio un po' in sofferenza per i biancorossi, un inizio quasi ad osservare quello che riusciva a fare la Carrarese. Conclusione di Giacomelli a lato quando abbiamo toccato il 13° minuto di questo primo tempo. Ricordo che siete in diretta, stiamo offrendo in diretta la partita da Carrarese Vicenza, dallo stadio dei Marmi. Adesso c'è calcio di punizione in favore dei padroni di casa con Del Castro, il giocatore poc'anzi ammonito, teso a Trocar. Ecco la coppia di difensori centrali della Carrarese, ancora atteso, largo per Vannucci che cerca di verticalizzare, controlla Elasti, tira palla Elasti con il fisico riesce a difendere la posizione e salire Shadid. Avversari sia Trip che si avventura in un'azione personale che non ha buon fine, riparte la Carrarese con il lancio lungo su Melini, il pallone riparte sulla schiena ma in qualche modo favorisce il controllo del numero 9 della Carrarese, palla centrale su Vettori che può andare a tiro, Vettori allarga il gioco per Gherardi in area di rigore, prende il secco di Gherardi su Delia, Gherardi! Bravo, un gol incredibile Gherardi, un vantaggio della Carrarese, 1-0 della Carrarese, ha segnato Gherardi con il numero 7, ha trovato l'angolino con Ravaglia, sicuramente non impeccabile, ma male anche Delia in copertura. Gherardi l'ha puntato, l'ha saltato con un dribbling verso l'esterno, poi conclusione con il destro del paletto più vicino, lì Ravaglia ha coperto davvero molto male e la Carrarese va in vantaggio dopo 14 minuti di gioco. Carrarese 1, Vicenza 0, segna il nuovo acquisto della Carrarese proveniente dal Messina, ha segnato Alessandro Gherardi. Vediamo se ci sarà modo di rivedere il gol della Carrarese, risultato sbloccato allo stadio dei Marmi e adesso il Vicenza deve inseguire gli avversari che sono riusciti ad arrivare al gol nella una delle primissime circostanze in cui si sono resi pericolosi dalle parti di Ravaglia che aveva bloccato una conclusione di Mancuso, poi per il resto Carrarese che aveva prodotto gioco ma nulla di più. Il Vicenza sembrava essere venuto un po' fuori con quella conclusione di Giacomelli, era la prima puntata offensiva. Gherardi ha fatto molto male i biancorossi. Carrarese 1, Vicenza 0, abbiamo toccato il quarto d'ora con il rilancio di Alex Calderoni. Adesso la regia ci fa rivedere l'azione del gol. Guardate la copertura di Delia su Gherardi che ha tutto il tempo di sistemarsi il pallone sul sinistro, di puntare Delia, un salta secco con un dribbling e poi è arrivato quasi sul fondo. Sul fondo, una puntata e qui Ravaglia davvero molto male. L'errore di Ravaglia è grosso, è indiscutibile, una puntata stile calcetto da parte di Gherardi, ma lì Ravaglia avrebbe potuto e dovuto fare molto meglio perché il pallone era sul suo palo, d'accordo, era violento, calciato da vicino, male Ravaglia. Carrarese in vantaggio. Siamo tornati in diretta con la chiusura di Elasti, Delia, Tulli a cercare ancora Delia, la chiusura da parte di Gherardi, l'autore del gol, in fallo laterale. Giacomelli ancora per Delia, Camisa, Shadid controlla palla il numero 8 biancorosso, alza la testa e si affida ad un lancio lungo che non è esattamente quello che vorrebbe Giovanni Lopez che è davanti alla panchina e che ha aperto proprio le mani come dire ma cosa stiamo facendo con questo lancio che sinceramente non poteva trovare Maritato pronto allo scatto, nemmeno al controllo del pallone. Camisa, Castiglia all'indietro su Elasti. In Vicenza in difesa sono indisponibili sia Marchiori che Vinci. Delia, controllo difficile del pallone, quasi se lo fa soffiare da Gherardi, è costretto a trovare l'appoggio all'indietro per Ravaglia, da questi a Elasti. Avanza e serve Padalino
Padalino per Maritato, velo a servire Giacomelli, difesa della Carrarese chiusa con Vannucci che va al rilancio, Carrarese che è prontissima sul rinvio di Padalino a rimpossessarsi del pallone, e lo stesso Padalino comunque che va in interdizione a coprire su Mancuso. Parte Jadid, pallone per Maritato, cerca l'appoggio Maritato, subisce il fallo da parte di Teso, punizione per il Vicenza. Maritato che si lamenta con il direttore di gara per il colpo subito da dietro, batte Castiglia, ancora per Jadid e quindi Giacomelli allunga su Delia, chiama palla Giacomelli nello spazio, la riceve da Delia, mette a terra con il petto, ancora Delia che si sovrappone, preferisce Giacomelli tenere palla, poi cercare di servire il numero 3, capisce tutto Gherardi, va in chiusura, adesso la Carrarese si limita a liberare la propria area di rigore. Jadid e Lasny, vediamo se il Vicenza riesce definitivamente a prendere in mano le redini del gioco dopo essere passati in svantaggio. Mustacchio vince un rimpallo, Mustacchio avanza quasi sul fondo, mette il pallone verso il centro dove c'è Tulli, lo rimette in mezzo Tulli, il controllo di Giacomelli, lascia rete da parte di Jadid e il Vicenza pareggia con il secondo gol in campionato di Jadid, rete di Jadid al 19° minuto. 18:30 per l'esattezza, il velo di Giacomelli è arrivato da dietro Jadid e adesso è 1-1 a Carrara, il secondo gol per un Jadid che è sembrato subito toccarsi l'inguine, non vorrei che avesse preso un colpo, ma intanto rivediamo il cross lungo di Mustacchio, bravissimo Tulli a rimettere al centro il rasoterra, qui Giacomelli potrebbe controllare, vede Jadid che arriva da dietro con il sinistro, una bomba di Jadid, Calderoni esce al limite dell'area piccola, nulla da fare, Abderrazzaq Jadid, eccolo qui inquadrato dal nostro Carlo Moresco, 1-1 allo Stadio dei Marmi, ci si aspettavano tanti gol, dopo 19 minuti ne sono già arrivati 2, 1-1 il punteggio, la Carrarese segna, fa segnare e l'abbiamo potuto constatare qui in questo inizio di gara, fortuna e paura del Vicenza nell'aver subito equilibrato una partita. Cerca di controllare Tulli, Giacomelli, Delia, partita dei ritmi non elevatissimi, ma certo non mancano le emozioni, così come avete potuto vedere in tutto questo campionato di Lega Pro che noi nelle gare in trasferta vi stiamo offrendo nelle dirette integrali, e difficilmente ci siamo annoiati nelle partite. Fuori casa del Vicenza, è un Vicenza che adesso porta ancora con Tulli, Maritato in fuori gioco, secondo il guardaline che giunge dalla bandierina con un pizzico di ritardo, ma resta più di qualche dubbio su questo fuorigioco di Maritato che era davanti a Calderoni al momento del tocco da parte di Tulli. Pier Giuseppe Maritato davanti al portiere, si alza la bandierina di Alessandro Agostini, ferma l'azione, ma tutto da verificare il fuorigioco di Maritato. Ancora Tulli, adesso il Vicenza dopo essere arrivato al pareggio sembra voler accelerare cercando di arrivare subito al 2-1, termina a terra Giacomelli con un pallone che poi si perde sul fondo, occhiataccio dell'arbitro per Giacomelli che richiamava l'attenzione del direttore di gara per un fallo non concesso. Giacomelli che sarà nostro ospite domani sera a Rigorosamente Calcio alle 21 in diretta ovviamente su TV Vicenza per questa nostra grande stagione della Lega Pro del Vicenza. Padalino, Jadid, ancora Padalino, Jadid all'indietro su Lasny, Camisa, riparte il Vicenza, è aumentata l'intensità della pioggia, ma lo vedete dalle immagini che vi arrivano da Carrara. Immagini che vi arrivano da Carrara. Tulli, chiusura da parte di Bragliano. Castiglia lungo a cercare un controllo impossibile di Mustacchio. Gesto di intesa, Mustacchio, Castiglia, rimessa laterale in favore della Carrarese con Vannucci. Un'occhiata al cronometro, 22 minuti di gioco e allora noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Per la tua pubblicità, Publi Vicenza, divisione commerciale Videomedia SPA. Abitare il futuro in piena sicurezza. Disponibile in tutte le filiali. Banca Popolare di Vicenza.
un'offerta dedicata e imbattibile su luce e gas domestici, grazie alla convenzione tra Confartigianato Vicenza e IM Energy, per le famiglie degli imprenditori, dei loro dipendenti e dei pensionati. Kiss and Kiss Sexy Disco, aperto da martedì a domenica con ospiti speciali nel fine settimana. Vicenza, via Vecchia Ferriera 11. Grazie alla collaborazione di Banca Popolare di Vicenza. In diretta, non so se siete riusciti a vedere la pericolosissima azione della Carrarese al 23esimo con un'uscita di pugno di Ravaglia. Vedremo se la riusciamo a riproporre fra qualche istante. Un'uscita di Ravaglia con un cross di Mancuso in area di rigore, panico nell'area biancorossa con Dettori e Merini pronti a battere a rete. Uscita di Ravaglia con il pugno a liberare l'area del Vicenza, partita che si mantiene sempre molto viva. Adesso la squadra biancorossa a gestire palla con Delia. Tulli manca il controllo, si trascina il pallone in fallo laterale per la rimessa di Bregliano, colpo di testa ancora di Delia, il controllo di Gherardi. Tulli va a riconquistare il pallone regolarmente, un dribbling di Tulli su Belcastro, ancora Tulli che avanza, Tulli supera due avversari, Tulli zona tiro, conclusione, che gol! Che super gol di Giacomo Tulli, un gol fantastico e il Vicenza in vantaggio. Ha fatto tutto lui, si è preso il pallone sulla tre quarti campo, a giudizio dei giocatori della Carrarese in modo irregolare. Difatti ci sono le proteste, adesso il grappolo di giocatori del Vicenza, poi ha puntato centralmente. Rivediamo la fase finale con il destro di Tulli che va ad infilarsi quasi all'incrocio dei pali. Un grandissimo gol di Giacomo Tulli, è il quarto in campionato. Il Vicenza ribalta la situazione, è in vantaggio per 2-1. Lopez a richiamare l'attenzione di Jadid, ve l'avevo detto che sembrava avere qualche problemino prima, adesso ce l'ha però al volto, quindi nulla di vero, non è derivante dall'azione del primo gol questo problemino di Jadid, ma quel che conta, il Vicenza ha ribaltato la situazione nell'arco di una decina di minuti, è riuscito a passare dall'1-0 per la Carrarese al 2-1 in proprio favore. Ma che perla di Tulli, che si è preso un pallone da solo e si è costruito il gol. Allora a questo punto chiedo a Giancarlo Tamiozzo del Giornale di Vicenza, non è stato bruttissimo il gol di Tulli? È stato un gol meraviglioso, è stato bravo, intraprendente e coraggioso. Coraggioso perché fare un'azione di questo tipo con un campo così pesante rischi di esporti a figuracce, rischi di far finire il pallone sulle meravigliose Alpi Apuane che vediamo sullo sfondo. Al di là... Sì, volevo dirti, Giancarlo, un inizio difficile del Vicenza, dopo entriamo di nuovo in cronaca diretta, un inizio difficile, poi il gol della Carrarese è suonato praticamente come una sveglia per i biancorossi, che ci hanno messo pochi minuti per prendere in mano la partita e ribaltare il risultato. Ci è voluta la scossa, questo gol della Carrarese. Sì, quasi quasi viene da dire meno male che la Carrarese ha segnato, meno male paradossalmente, perché il Vicenza aveva sì cominciato male. Poi... Occhio all'azione in area di rigore della Carrarese con l'uscita di Ravaglia sul tentativo di inserimento di Merini. Concludi pure, Giancarlo. Sì, no, dicevo, questo gol ha avuto la funzione di una sveglia quanto mai efficace, perché poi il Vicenza si è ritrovato e ha cominciato a giocare come sa e come può, e ora speriamo che continui su questa strada, ecco. Grazie a Giancarlo Tamiozzo, lo risentiremo ovviamente nel corso della partita. 2-1 per i biancorossi allo Stadio dei Marmi. È passata in vantaggio alla Carrarese con Gherardi al 14esimo, Jadid al 19esimo per il pareggio, Tulli al 24esimo per il 2-1 in favore del Vicenza. Un gol che anche domani sera rigorosamente calcio vedremo e rivedremo sicuramente, perché ne vale proprio la pena. Punizione in favore dei padroni di casa. Pronto Bregliano alla battuta, Bregliano all'indietro per Trocar, da questi ha atteso, largo su Vannucci, lungo Vannucci, era un pallone riconquistato da Jadid.
Camisa, Delia. Arriva a togliergli il pallone Gherardi. Aspetta che Jadid si allacci lo scarpino Delia prima di rimettere in gioco la sfera. Cala un po' l'intensità della pioggia. Appena è arrivato il vantaggio del Vicenza, il tempo si è anche rasserenato qui a Carrara. Vannucci, palla per Mancuso, termina a terra Mancuso, c'è il fallo e il calcio di punizione in favore della Carrarese che, va detto, per onor di cronaca, ha protestato molto in occasione del gol di Tulli, perché a giudizio dei giocatori di Remondina il numero 11 biancorosso si era impossessato della palla dopo aver commesso un fallo a centrocampo. Bravo Delia ad andare in chiusura, bravo anche Tulli ad andare a togliere il pallone a Bregliano, che va alla rimessa in gioco da Bregliano verso Merini. Merini, il tocco su Gherardi, capisce tutto e chiude ancora in fallo laterale Tulli. Bregliano lungo a cercare l'inserimento di Belcastro, ancora Belcastro in possesso palla, si allunga, termina a terra, c'è fallo e calcio di punizione in favore della Carrarese. Punizione in favore della Carrarese per il fallo subito da Calvi in proiezione offensiva. Occhio, perché è praticamente un corner corto questo per la formazione dei Marmiferi. Siamo al 29esimo minuto di gioco in corso e sul punto di battuta c'è Mauro Calvi con il destro. Sono sei i giocatori della Carrarese in area. Esecuzione affidata non a Calvi ma a Dettori. Tutto è pronto mentre l'arbitro va a discutere al centro dell'area di rigore con Mancuso. Punizione affidata al destro di Gherardi. Ecco lo spiovente di Gherardi, ravaglia, manca l'uscita, sfiora forse il pallone. Vannucci dalla parte opposta, rimette verso il centro, palla lunga che arriva dalla parte opposta dove c'è Dettori. La Carrarese resta in avanti, Dettori a mettere verso il centro, ancora Gherardi verso Calvi che però la conclusione. Gherardi, palla ribattuta e alla fine la difesa che libera. Che brivido per il Vicenza, ancora con un mischione furibondo. L'ultimo tocco è stato quello di Gherardi verso la porta, pallone ribattuto in qualche modo. Merini termina a terra, adesso Giacomelli esce, palla al piede, fa partire il break dei biancorossi. Partita che si mantiene sempre molto molto bella. Che occasione per la Carrarese, che di certo non si è arresa dopo il 2-1 del Vicenza, è andata vicinissimo al pareggio adesso con una mischia furibonda. Vedremo anche in questo caso se ci sarà occasione di riapprezzare al rallenti tutto quello che è successo nell'area del Vicenza. Intanto Delia per Jadid, ancora Delia, Jadid, Elasni, Castiglia, Padalino. Palla lunga a cercare lo scatto di Mustacchio che supera Vannucci, ancora Mustacchio, mette il pallone verso il centro, maritato Giacomelli si sbaglia clamorosamente, un gol già fatto. Giacomelli, si disperano i biancorossi, secondo corner per il Vicenza, ma cosa ha sbagliato Giacomelli? Non c'è calcio d'angolo, non c'è corner, l'arbitro ha fermato il gioco per un calcio di punizione, probabilmente il fallo di Maritato che in qualche modo aveva fatto da velo per la possibilità di Giacomelli che ha avuto forse un controllo di troppo invece di battere a rete con prontezza. Vicenza vicino al 3-1 dopo aver sfiorato il 2-2 la Carrarese. Mancuso chiuso da Padalino, gestisce il pallone Padalino, lo rilancia in una zona del campo però dove ci sono solo giocatori in maglia giallo-blu. Jadid, l'autore del gol del pareggio. Giacomelli anticipato da Trocar. Castiglia, Tulli in posizione molto arretrata, cerca Giacomelli, difende il pallone Giacomelli, se lo porta un po' a spasso e poi tocca all'indietro per Delia, cercando di far ripartire l'azione del Vicenza in modo ragionato. Da Jadid, Padalino. Abbiamo toccato il 32esimo minuto in questo primo tempo. Vicenza 2, Carrarese 1. Camisa, Jadid, Castiglia all'indietro per Elasni, Padalino,
non ha fretta il Vicenza di costruire la propria azione, guadagna giustamente anche un po' di tempo per riorganizzarsi, per trovare la situazione migliore per attaccare la retroguardia di Remondina. Delia, Maritato fa scorrere il pallone, termina a terra dopo il contatto con Trocar, tutto regolare, teso, pallone per Dettori, palla lunga di Dettori, per lo scatto da parte di Mancuso, chiusura di Pallino e il pallone che termina. Munizione Paglianino ha cercato di coprire, poi il terreno in qualche modo l'ha tradito, regalo da parte di Paglianino per il calcio d'angolo, continua a protestare, non si dà pace Marco Paglianino per questo corner di fatto regalato alla Carrarese, che può approfittare di una nuova circostanza offensiva. La battuta va a Dettori, il pallone lo schiava in area, Ravaglia con i pugni ad allontanare il controllo di Belcastro all'indietro per Calvi che rincetta nel nucleo, limite dell'area di rigore dove è rimasto in posizione avanzata Trocar. È lo stesso Trocar che va al cross al centro, non esce Ravaglia, la palla resta lì e viene spazzata via senza particolare, senza concedere nulla allo stile, viene calciata lontano da Camisa. Adesso ferma il gioco l'arbitro, diciamo che in difesa si soffre un po' quando la Carrarese viene in avanti con queste sfolate offensive, soprattutto sulle fasce dove spingono Mancuso e Gherardi che è andato anche a segnare il gol del provvisorio vantaggio per i padroni di casa. Certo, la squadra biancorossa riesce con fatica a ripartire, conteggio che comunque si arriva al Vicenza 2-1, Maritato di testa, cercava Giacomelli che misura da parte di Trocar e adesso riprende a piovere impietosamente. Delia, Giacomelli, controlla il pallone di Giacomelli, all'indietro su Delia, mette al centro Delia, libera Trocar, Shadid, ancora Shadid che deve toccare indietro, l'appoggio per Elasti, Camisa, Castiglia, Elasti, acquazzone su Carrara, Maritato di testa, adesso Giacomelli, ancora Maritato, regola di vantaggio, 4-2, Maritato, Giuseppe Maritato, 3-1 per il Vicenza al 35esimo e il Vicenza mette in cassaforte il risultato. Esulta Maritato, deve essere tranquillo, sembrata con il tir il Mucchi, il giocatore biancorossi, bellissimo questo abbraccio, Maritato Tiribocchi, poi arriva anche Nino Praticò, segno che c'è grande armonia tra i due, si scambiano ruoli di titolare dall'inizio in campo. Lopez guarda in settimana chi è più in forma dei due. Maritato 3-1 il Vicenza è arrivato qui sonnecchiando, la Carrarese ha segnato, ha dato una scossa e di lì in poi la squadra biancorossa ha macinato la formazione avversaria, 3 reti a cavallo tra il 19esimo e il 35esimo e il Vicenza conduce per 3-1. La partita assume anche contorni epici, vi assicuro davvero che qui a Carrara sta piovendo in modo incredibile e noi siamo in tribuna coperta, in qualche modo siamo solidali con tutti coloro, compresi i tifosi biancorossi, che hanno voluto assistere a questa gara dalle gradinate, beccandosi davvero una doccia per il programma. Eccoli qui i tifosi biancorossi, tanti anche senza ombrello, a sfidare una pioggia, una faccia di teleschermi che è diventata quasi fantoziana. Il rilancio di Ravaglia, 37esimo minuto del primo tempo, 1-0 per la Carrarese e poi ripeto la Vicenza che conduce adesso per 3-1. Combatte Dettori, riesce a separare molto bene gli stacchi in fascia, avanza Dettori, il Carrarese che non sembra, comunque l'abbiamo visto anche prima, non sembra una squadra disposta ad arrendersi tanto facilmente, manca ancora
una manciata di minuti alla fine di questo primo tempo, poi tutto il secondo, la partita è tutt'altro che chiusa, anche se il Vicenza ha avuto una reazione davvero incommiabile dopo aver subito il gol dello svantaggio. Rilancio di Ravaglia, sfiora di testa Bregliano, la stessa sarà per i biancorossi, l'ultimo tocco però di Giacomelli sull'intervento di Trocar, per cui ci va con le mani Bregliano, va in intervento aereo Camisa uscendo dalla linea difensiva, poi Elasi, Ravaglia, Delia, Tulli, gira su Giacomelli, da questi a Jadid, resta a terra Giacomelli, colpito con la palla lontana, l'arbitro dice che si può proseguire. Eccola qui, l'inquadratura del nostro Carlo Moresco su Giacomelli, ancora tollerante. Vettori, Mancuso, all'indietro per Peso, Calvi, Del Castro, fatica a trovare spazio adesso la manovra della Carrarese, Trocar, Peso, Vannucci, Del Castro, da ricentro del Vicenza molto basso adesso, alla cercare Vettori, poi il controllo mancato di Gherardi, prova a ripartire la squadra biancorossa, lo fa con Jadid che ha perduto l'avversario, il pallone di Gherardi, largo su Mancuso in area, Mancuso alianza, poi sul fondo, la chiusura, il tackle di Pavellino che è sfortunato perché la Bagnolina nel rimpallo manda il pallone in calcio d'angolo, sarà il quinto della partita in favore della Carrarese. Battuto all'indietro per Vettori, pallone ricacciato in Mucchio, Ravaglia con il pugno a liberare Del Castro all'indietro, ricetto il Mucchio, ancora una volta Bregliano, il pallone limite dell'area di rigore, conclusione di Calvi, Ravaglia a mettere fuori la conclusione da parte di Vettori al 40° minuto e la risposta di Ravaglia. Mani unite, corner battuto, colpo in testa, il pallone fuori, più soffio, il colpo in testa da parte di Trocar, ossia che termina sul fondo, la Carrarese non è assolutamente buona, sul calcio d'angolo è svettato il centrale difensivo degli Apuani, il pallone non è andato lontanissimo dal palo di Ravaglia che era immobile al centro della porta, impossibilitato di intervenire, si resta sul 3-1, 41esimo in corso. Ravaglia, maritato, Castiglia, contrasto duro con Calvi, calcio di punizione, va detto che con un tempo del genere, un terreno di gioco ovviamente estremamente scivoloso, il sintetico qui di Carrara sta tenendo comunque molto bene, ci potrebbero essere molti scontri, in realtà la partita è correttissima, c'è stata solo una munizione per Del Castro. Ravaglia al rilancio lungo, il controllo di Vannucci su Vettori all'indietro, Peso, Trocar, suo il colpo di testa che è andato a sfiorare il palo qualche tempo fa, Del Castro, Trocar, Del Castro, alla lunga di Del Castro, fuori il fallo laterale per la rimessa di Delia. In testa da Calvi, Tulli, maritato un tunnel su Calvi che poteva in qualche modo favorire l'azione di Giacomelli, Peso, alla lunga di Peso in una zona del campo dove Paganino può coprire in assoluta tranquillità, Ravaglia si prende il pallone e se lo porta in area di rigore prima di afferrarlo e di accingersi al rinvio. Andrà al rinvio Ravaglia con il destro, palla lunghissima a cercare Giacomelli che combatte con Peso, spazza via Bregliano, ancora Camisa, inesorabile nei suoi interventi di testa e chiusura. Mancuso, palla buona per lo scatto di Vannucci, Elasni chiude tutto, Giacomelli
sistema il pallone sul destro, punta il paio di avversari, poi si allunga la sfera, intervento in chiusura di Bragliano, Teso, Gerardi, Trocar, centralmente il Vicenza fatica a chiudere il centrocampo, possono inserirsi Gerardi e Mancuso dalla parte opposta, Mancuso destra al centro dove Ravaglia fa buona guardia, Paganina si lamenta per il mancato raddoppio in copertura da parte di Mustacchio, comunque uscita sicura di Ravaglia, non accenna a diminuire, anzi aumenta se è possibile l'intensità della pioggia. Alla lunga maritato, anticipato di testa per un pallone che termina fatto il fallo laterale dopo l'ultimo tocco da parte di Trocar. Ci va Diglia. Ancora 2 giri di lancette, 120 secondi al termine di questo scoppiettante primo tempo, un Vicenza in vantaggio per 3-1. Il lancio di Del Castro, Elasdi, all'indietro Castiglia per Camisa. Con il sinistro Camisa, raso terra a cercare Tulli che è liberissimo, Tulli attacca lo spazio, avanza Tulli, è in sovrapposizione Maritato, molto lontano dal centro dell'area, Maritato all'indietro per venire adesso, Maritato va a riprendersi la posizione davanti all'area di rigore, ma l'azione del Vicenza riparte da Elasdi, alla lunga di Elasdi che è campo coperto da Vannucci, che è Dettori. Controllo da parte di Dettori che può allargare sul Mancuso, si sovrappone Vannucci, ci va Mancuso, all'indietro Mancuso, ancora per Dettori, cross verso il centro a cercare in area di rigore Merini, la chiusura anche fortunosa per certi versi di Castiglia che poi da un pallone troppo lungo, intervento di Teso, doppio dribbling di Teso, il numero 6 avanza, appoggia su Merini che termina a terra, fischia l'arbitro, fallo di Shadid, punizione in favore della Carrarese, poi una chiota del cronometro, mancano 50 secondi al termine del tempo regolamentare, ma credo che ci sarà un minuto di recupero, in ogni caso la Carrarese sarà in tempo a battere questo calcio di punizione da posizione pericolosa, da lì potrebbe anche trovare il tiro la Carrarese. Il pallone si è portato Dettori, adesso ci va anche Gerardi che parlotta con il compagno, barriera a 3 del Vicenza posta ai 9,15 m regolamentari, Dettori e parte proprio lui. Dettori, la conclusione Ravaglia, il pallone resta lì, non si arriva di un secchio Trocar, non riesce a tenere Ravaglia sul calcio di punizione di Dettori, la parata di Ravaglia con un pallone difficilissimo per la verità da controllare. È finito il primo tempo, non credo che vi siate annoiati da casa, 3-1 per il Vicenza, è una gara da seguire ancora perché la Carrarese non si è resa, la Carrarese è una squadra che fino all'ultimo vuole lottare per riagguantare il risultato, ma il Vicenza c'è, è in vantaggio per 3-1, qualche istante di pubblicità e poi torneremo in collegamento, sempre ovviamente in diretta, su Studio Vicenza, dallo stadio dei Marmi, per proseguire nella cronaca di Carrarese Vicenza, lì nella regia. Siete tornati in collegamento dallo stadio dei Marmi, mi dicono dalla regia che ovviamente il maltempo ha influito ovviamente sulla qualità della ricezione delle nostre immagini, vi dovremo essere in grado di riproporvi il terzo gol del Vicenza, una perla di Pier Giuseppe Maritato. Per tutti coloro che si fossero messi al lato adesso, le immagini vi giungono in diretta sotto una pioggia incessante da Carrara, ecco la curva occupata da, non saprei come definirli, stoici, pazzi, innamorati, tifosi biancorossi. Sono molto di più di questi, tanti hanno cercato rifugio da questo acquazzone. Vi ripeto il punteggio: 3-1 per il Vicenza, la Carrarese era andata in vantaggio al 14° con Gherardi, pareggio al 19° di Jadid, poi Tulli con un gol
meraviglioso al 24esimo a ribaltare il risultato. L'inquadratura è per Antonio Cinelli, che si sta scaldando e che entrerà ovviamente nella ripresa, scaldando sotto questa pioggia, per modo di dire ovviamente. E poi il 3-1 di Maritato al 35esimo. Giancarlo Tamiozzo del Giornale di Vicenza con me. Come apriresti domani il giornale se la partita fosse finita adesso? Dunque, se la partita fosse finita adesso parlerei di due diluvi: il diluvio meteorologico e questo diluvio offensivo del Vicenza, che in una partita non facile su un terreno che mi lascia anche qualche perplessità in vista del secondo tempo. Per fortuna è sintetico e tiene, ma qui come stai vedendo piove bene. E comunque ecco, ci sono questi due diluvi, uno che dà molta soddisfazione, l'altro un po' meno, ma insomma queste sono cose che succedono. 3 gol del Vicenza per una squadra che ha Padovan in panchina e che sembra aver risolto oggi, ovviamente nella gara odierna, i problemi che aveva di finalizzazione del gioco. Per assurdo possiamo dire che in una delle partite in cui il Vicenza ha giocato forse meno bene, nel senso con meno passaggi in verticale, meno palla a terra, così in realtà sono arrivati 3 gol, uno per una giocata straordinaria individuale e altre per due belle finalizzazioni da parte di Jadid e di Maritato. È così, Giancarlo? E se io provocatoriamente, ma fino a un certo punto, dicessi che è meglio così, nel senso che questa è una squadra che ha molti giocatori, soprattutto così trequartisti, seconde punte, mezze punte, che sono in grado, partendo dalla tre quarti, di spaccare da soli la partita, perché hanno rapidità, hanno forza fisica, in certi casi anche tecnica. Non so, per esempio Mustacchio magari sbaglia qualche cross, ma quando parte sulla destra dà sempre un metro all'avversario. Giacomelli è rapido, a tecnica, Tulli è rapido, ha fatto vedere buone cose anche lui sulla sinistra. Sai, alle volte l'azione manovrata può essere un bene, ma alle volte può anche essere, tra virgolette, un intoppo, o più che un intoppo, un modo in cui rendi la manovra meno fluida. Se invece qualche volta dai campo a questa gente che ha nelle sue corde la possibilità di fare la differenza da sola, ecco che magari arrivano dei benefici. Ecco, abbiamo visto Cinelli scaldarsi, credo, non so se la mia lettura è giusta, che prenderà il posto di Jadid, che ho visto aveva qualche problemino fisico. A questo punto non cambia il modulo del Vicenza, però a centrocampo ci sono Castiglia e Cinelli, che sono due giocatori di interdizione. Allora Lopez, ovviamente costretto anche dai problemi fisici di Jadid, magari dopo mi smentirà Lopez cambiando un altro giocatore, ma se così fosse mette in campo due interditori, in qualche modo mette al sicuro il risultato, copre la squadra e poi si affida a questa fantasia davanti di cui parlavi tu, per cercare magari di fare qualche altro regalino ai tifosi biancorossi. Sai, io non so se Lopez effettivamente puntasse a questo cambio, temo sia una soluzione obbligata, perché effettivamente abbiamo visto Jadid che già subito dopo il gol si toccava la gamba, e quindi evidentemente non è il meglio. È un cambio obbligato, sai, alla fine sì, con Jadid fuori, se effettivamente sarà questo il cambio, perderai un po' di qualità, però tutto sommato l'assetto della squadra resta così ed è un assetto che mi pare bilanciato. Ringrazio ancora Giancarlo Tamiozzo, che sentiremo verso la fine della partita, magari per un commento sulla gara. Intanto stanno entrando in campo i 22, vediamo se appunto con ogni probabilità è Jadid a lasciare il posto ad Antonio Cinelli in questo inizio di secondo tempo, così come vi abbiamo detto in questa fase prima dell'inizio della ripresa. Pronto il tabellone, Lopez si spiega con Cinelli, chiede cosa vuole c'è un altro cambio nelle file del Carrarese, esce Mancuso
Mancuso per il numero 17 scusate, Beltrame. Entra Beltrame per Mancuso e, come detto, Jadid lascia il posto a Cinelli. Allora non entra bomber, chiamiamolo così, Cellini, ex biancorosso Marco Cellini, che è in panchina nelle Carrarese. Entra invece al suo posto Paolo Beltrame e esce Jadid ed entra Cinelli nelle fila dei biancorossi. Tutto è pronto per questo secondo tempo. Auguriamoci ovviamente per voi telespettatori a casa che il collegamento regga di più rispetto a quanto avvenuto nella prima frazione, ma vi ripeto, non dipende assolutamente dai nostri mezzi tecnici. Sapete benissimo, tutti coloro che sono in possesso di una parabola, che quando c'è maltempo, e vi assicuro che è un maltempo di dimensioni assolutamente alte qui a Carrara, ci sono grossi problemi nel trasmettere, nel ricevere le immagini. Carrarese che è partita sprombattuto. Faccio mio anche quanto detto da Giancarlo Tamiozzo, bisognerà vedere, il terreno si reggerà fino in fondo. Mi sembra che per il momento il sintetico di Carrara sia comunque ancora idoneo ad ospitare la partita. La gara che è iniziata da 45 secondi, c'è una punizione fuori dalla Carrarese affidata a Dettori. Il cross di Dettori verso Ravaglia, uscita di Ravaglia, c'è un grappolo di giocatori in area, c'è il fallo sul portiere del Vicenza che resta contuso a terra. Ravaglia coraggioso in questa uscita in mezzo a un nugolo di giocatori, è andato a respingere il pallone, poi ha fischiato Pietro Del Giudici e ha comandato la punizione per il Vicenza. Proteste da parte anche dei giocatori della Carrarese, ma qui l'intervento sul portiere biancorosso mi è parso assolutamente ineccepibile, quindi punizione in favore del Vicenza. Ravaglia ancora dolorante al costato, pronto al rinvio. Il lancio di Ravaglia lungo a cercare Giacomelli, colpo di testa immaritato, Giacomelli in area, Giacomelli con il sinistro e ci va Calderoni a respingere Giacomelli dopo nemmeno 2 minuti di gioco. Corner in favore del Vicenza, Giacomelli alla battuta, pallone che spiove, messo fuori, ricacciato nel mucchio, allontanato poi da Gherardi e pallone ritrovato dal numero 17 da Beltrame che viene messo a terra. Calcio di punizione, ci sarà giallo, l'azione è ferma, non conta adesso che sia arrivato in area il giocatore della Carrarese. Ammonizione per Delia al terzo minuto, ammonito Delia. Calcio di punizione in favore della Carrarese, ammonito Delia. Riparte la Carrarese con il colpo di testa di Camisa, poi di testa ci va anche Calvi, pallone riconquistato da Padalino che prolunga la traiettoria della sfera, vedete dal rimbalzo del pallone come si alzino subito delle pozzanghere. Teso, pallone per Vannucci che gira alla cieca, colpo di testa di Elasni a cercare Giacomelli, intervento di Teso che allunga su Bregliano, avanza Bregliano, palla al piede ma fa molto fatica a spingerla, il pallone viene frenato. Delia calcia lungo, adesso credo che anche il Vicenza si dovrà affidare a qualche lancio lungo in più perché onestamente il controllo della sfera è diventato più che problematico. Calvi di testa, il controllo da parte di Merini, si gira ancora Merini in avanti, esce Ravaglia coperto. Autore di un paio di interventi importanti, anche di qualche indecisione. Vannucci, di testa Castiglia, va di testa Teso, riconquista il pallone Castiglia, Listacchio, prova il cross Listacchio,
e il pallone termina direttamente fuori, protesto da parte dei tifosi della Carrarese per un intervento falloso di Castiglia, poi Mustacchi non è riuscito a calciare bene. L'inquadratura per Giovanni Lopez. Calo di intensità la pioggia, ci aveva illuso altre volte nel corso del primo tempo. Adesso Mustacchio è lui l'ultimo a toccare il pallone, allora la rimessa sarà in favore della Carrarese. Rimessa battuta da Vannucci, girata verso Beltrame, il pallone termina fuori nonostante Cinelli avesse tentato di tenerlo in campo. Ancora Carrarese che prova a spingere sotto per 3-1, la formazione di Remondina. Merini di testa, non trova un compagno, Maritato con il petto, affossato fallosamente da Teso, c'è punizione per il Vicenza, bel lavoro sporco diciamo così di Maritato. Guardate il dialogo, Maritato Lopez, con Lopez che dava indicazioni a Maritato di portarsi in avanti, a dare profondità all'azione dei biancorossi, che devono tutto fare tranne che schiacciarsi nella propria area, perché abbiamo visto che la Carrarese, quando riesce ad attaccare in modo caotico, sa anche rendersi pericolosa. Punizione per il Vicenza con Marco Padalino. Pallone calciato al limite dell'area di rigore, messo fuori da Calvi, il controllo di Beltrame, all'indietro Beltrame, un assist per Maritato, la doppietta di Pier Giuseppe Maritato, il suo terzo gol, il vantaggio del Vicenza, la partita in ghiaccio, 4-1 per i biancorossi, ancora lui, ancora Pier Giuseppe Maritato, 4-1, il gravissimo errore di Beltrame che appoggia all'indietro, coglie completamente in contropiede Trocar, Maritato, lesto, si infila in mezzo a due avversari, rivediamo, eccolo qui, palo di gol, 4-1 per il Vicenza. Maritato saluta i tifosi biancorossi, 4-1, direi che a meno di un suicidio collettivo il Vicenza ha messo in cassaforte i 3 punti. Andiamo a riapprezzare la conclusione sotto la traversa, l'esultanza, mani nelle orecchie, Vicenza 4, Carrarese 1, esce Calvi nelle fila del Carrarese ed entra con il numero 16 Niko Odjevic. 6:40, tanti fischi, tanti bu del pubblico per Calvi ed entra Niko Odjevic, giocatore di nazionalità serba, nelle fila della Carrarese, pubblico che rumoreggia, per nulla soddisfatto ovviamente dell'andamento della partita. Certo, va detto, Vicenza sotto di un gol, reazione furibonda dei ragazzi di Lopez, 4 reti. Il Vicenza quest'anno le aveva segnate contro il Savona in casa, ma un bel poker in trasferta con la doppietta confortante di Maritato. Arriva Padovan per dare concretezza all'attacco, Maritato risponde così con una doppietta, candidandosi come trascinatore della squadra in questo girone di ritorno. Padalino, restate comunque sintonizzati perché la partita promette emozioni. Adesso poi che l'intensità della pioggia mi sembra calata, potrebbe andare ancora meglio. La Carrarese è in area, conclusione di un soffio a lato da parte di Merini. 8° minuto, Merini, la girata e il pallone terminato fuori. C'è stata anche una deviazione, 7° corner per la Carrarese e intanto esce Giacomelli per lasciare il posto a Di Matteo nelle fila del Vicenza. Eccolo qui l'inquadratura per Luca Di Matteo che prende il posto di Giacomelli. Il Vicenza che a questo punto cambia anche il proprio ordine tattico, credo passi ad un 4-4-2. Vediamo un po', Giacomelli allora che lascia il posto a Di Matteo. È un'altra mossa di Lopez, occhio perché siamo tornati in diretta, va ribattuto il calcio d'angolo con Di Matteo che potrebbe andare a fare l'esterno alto a sinistra nel centrocampo a 4 del Vicenza. Ribattuto il corner da Vannucci, pallone che spiove, palo della Carrarese, palo clamoroso colpito dalla Carrarese, sfortunata la formazione di Remondina. La reazione
dei padroni di casa. Su calcio d'angolo soffre il Vicenza e il colpo di testa di cui non abbiamo individuato il protagonista. Vicenza che rischia di subire il 4-2, cross di Mustacchio, Maritato, partita ancora viva, ancora da seguire. Maritato ha cercato di girare di testa, ormai in piena transagonistica, il numero 9 biancorosso, la sua prima doppietta. Ma Carrarese che ha dimostrato di volersela giocare nonostante il passivo molto molto pesante. Eccolo qui il nuovo entrato Nikodjevic, pallone buono per Vannucci che perde il passo, tiene comunque il pallone, lo rimette in mezzo, salta di testa e mette fuori Castiglia e poi la difesa libera. Carrarese che adesso davvero non ha più nulla da perdere e si getta in avanti con tutti i suoi effettivi. Rilancio di Calderoni, va a controllare il pallone Beltrame, Vannucci per il proprio compagno Dettori, si riparte da Belcastro, palla lunga per il colpo di testa di Elasni, Castiglia all'indietro su Delia, il palo, mi dicono adesso guardando le immagini rallentate, è stato di Vannucci. Vicenza che riconquista il pallone con Castiglia, lo riperde, poi ci va Camisa lottando, ma adesso l'arbitro non fischia. Dettori in possesso palla, ancora Dettori, si porta palla sul destro, il cross, Cinelli di testa, mettere fuori Castiglia e poi parte l'azione di contropiede con Di Matteo. Maritato va in anticipo su Trocar che lo stende, punizione in favore dei biancorossi e Maritato dà modo ai suoi di rifiatare. Punizione per il Vicenza, ci va Ravaglia con calma al 12° minuto. Vicenza 4, Carrarese 1. Ecco il lancio di Ravaglia a cercare Mustacchio. Tulli gli rimbalza il pallone addosso a contatto con Beltrame. Ancora Beltrame che prolunga per Nikodjevic. Ancora Nikodjevic che salta e Lasny che va in chiusura e mette in fallo laterale, prende tutto quello che c'è da prendere Lasny, ma per l'arbitro è regolare l'intervento di Lasny giudicato sul pallone. Vannucci prova a scodellare un altro pallone al centro dell'area di rigore, stacca Delia, recupera palla Di Matteo che si avventura in uno scatto, il giocatore più fresco riesce a tenere comunque la posizione. Bregliano gli soffia il pallone, riparte Belcastro che getta in avanti a cercare Merini, forse con una mano Merini, c'è anche cartellino giallo per il numero 9 della Carrarese che è andato volontariamente con la mano a prendersi il pallone, ammonito Merini. Dopo Belcastro nelle fila della Carrarese c'è la punizione in favore del Vicenza con Ravaglia. Il quarto gol non ha completamente smorzato la voglia della Carrarese di riportarsi in partita, ma più passano i minuti più ovviamente il compito per i giocatori di Remondina diventa improbo. Mustacchio guadagna fallo laterale. Mustacchio, stanno scaldando anche gli altri componenti della panchina, lo vedete proprio con l'inquadratura sullo sfondo degli ultras biancorossi. Padalino, ancora Padalino che cerca l'appoggio di Mustacchio, Padalino contro due avversari, viene superato e fermato da Beltrame, ma ancora un errore di Beltrame in fase di disimpegno. Adesso c'è il fallo di Castiglia, ma Beltrame stava rischiando un altro grosso pasticcio dopo aver regalato di fatto a Maritato il gol del 4-1, stava di nuovo mettendo in difficoltà i suoi. Calcio di punizione che va ribattuto perché Bregliano si è preso il pallone prima che lo stesso uscisse dall'area di rigore, quindi la Carrarese dovrà riprendere dalla punizione di Alex Calderoni. E come vedete è praticamente cessato di piovere a Carrara, meglio tardi che mai, speriamo sia così fino alla fine. Lancio lungo di Bregliano, Belcastro, c'è il fallo su Belcastro, la punizione per i giallo-blu di casa.
Alla battuta va Gherardi, si porta in avanti anche il numero 5 Trocar, il numero 6 Teso per cercare di sfruttare un colpo di testa. Ci va Trocar, proprio lui, pallone fuori di poco, colpo di testa, eccolo qui, del numero 5 che sta tornando nella propria linea difensiva. Diciamo che sui palloni inattivi il Vicenza oggi ha sofferto la prestanza fisica di due giocatori che sono quasi identici fisicamente, Teso e Trocar, quando si sono spinti in avanti, ma lo stesso Merini ha provocato qualche pensiero alla retroguardia. Il lancio lungo di Gherardi, tranquillo per Ravaglia, che va al rinvio. Di testa Teso, intervento di Cinelli a centrocampo, Nikodjevic per Gherardi, termina a terra Gherardi, tutto regolare, riparte Di Matteo. A centrocampo il Vicenza gestisce il pallone con Di Matteo che cede palla a Maritato, all'indietro Maritato per Delia. Prova Di Matteo la fuga sulla sinistra, fermato da Bregliano. Poi c'è il fallo di Di Matteo e la punizione in favore della Carrarese. Remondina passeggia sconsolato davanti alla sua panchina, l'inquadratura va su Giovanni Lopez che adesso si toglie e mette il cappuccio perché qualche goccia continua a scendere qui sullo Stadio dei Marmi. Vannucci, rimpallo addosso a Mustacchio, rimessa per Vannucci, centralmente su Belcastro, largo per Bregliano. Prova l'attacco la Carrarese cercando le ultime energie per rimettere in discussione una partita che sembra chiusa. Il cross di Gherardi, pallone messo fuori, recupera Belcastro, ancora su Gherardi, c'è Dettori lì a pochi passi, servito da Gherardi. Dettori, pallone verso il centro, deviato da Camisa, si impenna Nikodjevic, gol della Carrarese con Merini su Ravaglia che è uscito male su Nikodjevic e Merini che segna il 4-2. L'avevo detto che la Carrarese non si arrendeva anche in questa occasione. Ravaglia non impeccabile dopo il gol che sostanzialmente è sulle sue spalle. Arriva questo pallone che si è impennato, Ravaglia non è riuscito a controllarlo per la carica del gigantesco giovane serbo. Rivediamo il pallone che arriva verso Ravaglia che qui dovrebbe farlo suo, ma c'è il fallo, però c'è il fallo netto di Nikodjevic che salta con il gomito alto. Per carità, Ravaglia avrebbe anche potuto difendersi meglio fisicamente, ma il fallo di Nikodjevic è solare per l'arbitro che opera una svista clamorosa, è tutto regolare. Il quinto gol di Merini in campionato, come mi segnala Franco Lagamma, però viziato da un fallo sul portiere clamoroso. Dopo si può anche discutere sul fatto che lì Ravaglia deve farsi sentire molto anche con il fisico. La realtà è che la Carrarese accorcia le distanze, 4-2 per il Vicenza in questo secondo tempo. Adesso la Carrarese riparte da Vannucci che punta a Padalino che lo supera sullo scatto, mette in fallo laterale, prende fiato anche il pubblico di casa con la rimessa di Vannucci per il numero 17 Beltrame, rimette verso il centro, chiusura di Cinelli. Maritato, adesso calma e ordine per i biancorossi, ci vogliono per non riaprire una partita che era già chiusa. Trocar, perché la Carrarese, diciamo davvero in modo encomiabile, ha voluto tenere viva fino in fondo. Trocar, Teso, ancora all'indietro verso Trocar, palla a cercare Beltrame, ha dato un po' una scossa a questo numero 17, pallone per Gherardi, ancora Nikodjevic, ci arriva poi Belcastro, conclusione della distanza, ribattuta da Castiglia. Delia, fermato Delia, pallone buono ancora per Gherardi, la parata di Ravaglia. Gherardi con il Vicenza che balla clamorosamente ancora dietro, fallo poi su Padalino, ma il Vicenza sta complicandosi molto la vita. Ammonizione per Beltrame, ammonito Beltrame. Diciamolo che questo 17 ha messo un po' di pepe nelle azioni della Carrarese, è arrivato il 4-2 di Merini e poi questa grande chance ancora per Gherardi
stavolta bravo Ravaglia a dire di no. 4-2 ancora per il Vicenza, i minuti sono 20 nel corso del secondo tempo. Maritato non riesce a toccare di testa. Belcastro, largo per Bregliano, ancora Bregliano a cercare Merini, colpo di testa di Delia. Castiglia, Delia lungo a cercare Maritato che rientra in tempo dal fuorigioco. Castiglia, anticipo su Tulli che si è spostato in posizione centrale, parte il contropiede della Carrarese, il pallone schizza e diventa irraggiungibile per Merini. Adesso Tulli e Maritato in avanti. È pronto alla rimessa in gioco Ravaglia, per lui sono più le ombre che le luci in questa partita, ma ripetiamolo, il gol del 4-2 era viziato davvero da un fallo netto di Kodjevic. Beltrame, fermato dal ripiegamento difensivo di Mustacchio, che torna all'indietro da Ravaglia. Ravaglia si prende qualche rischio su Nikodjevic, poi riconquista il pallone il Vicenza. C'è il fallo di Bregliano su Di Matteo e punizione per i biancorossi, partita che comunque si mantiene sempre molto piacevole perché la squadra biancorossa ha subito, è vero, il 4-2, ha rischiato sulla conclusione di Gherardi, ma sembra sempre nella possibilità di poter ripartire, di poter far male alla retroguardia avversaria. Delia, palla lunga per Maritato che parte in posizione regolare. Maritato, punta atteso, Maritato all'indietro per Di Matteo che può andare al cross. Di Matteo guadagna quasi la bandierina, ancora Di Matteo seguito da un avversario, serie di finte, all'indietro per Delia. Adesso Delia va al cross, un pallone lungo a cercare Mustacchio, prolunga Vannucci, mette fuori gioco Mustacchio, nel senso che non può arrivarci il numero 7 biancorosso, e allora sarà rimessa laterale per il Vicenza, che ha assoluta necessità di portare queste azioni in fase offensiva per smorzare gli entusiasmi della Carrarese dopo il gol del 2-4 e per allentare i ritmi della formazione di Remondina. Rimessa di Padalino per Mustacchio, sbaglia il passaggio in direzione di Padalino, può ripartire la Carrarese con la rimessa di Vannucci. Bravo il Vicenza a rimanere in pressing alto, allora Vannucci all'indietro per Trocar che è costretto ad andare al lancio lungo. Nikodjevic la gira su Beltrame, Camisa allunga e mette in fallo laterale. Vannucci l'ha rimessa in gioco. Beltrame prolunga su Merini, fuori gioco di Merini e punizione per il Vicenza. L'azione prosegue, ma si è alzata la bandierina del collaboratore del Giudici qui in quadrato e c'è la punizione in favore dei biancorossi. Un'occhiata al cronometro, 22 minuti e 30, punteggio di 4-2 per il Vicenza, e posso confermarvi che non piove più qui a Carrara. Sono piovuti gol, 6 per il momento. Intanto piovono gol anche a Busto Arsizio, dove la Pro Patria sta rolando il Savona per 3-1, vince la Promotelli con la Reggiana, e il 0-0 in casa con il fanalino sembrano in classifica, ma vedremo alla fine come andrà. Intanto c'è questa gara da giocare con Beltrame che entra in area di rigore. Beltrame mette il centro da giocare, e non fuori fuori Vannucci, all'indietro Vannucci per Dettori che cerca qualcosa a metà tra il tiro e il cross. Eccola qui, l'espressione di Dettori dice tutto. Di Dettori dice tutto su questa scelta. Pallone che termina nettamente fuori, e Gio Lopez pensa ad un altro cambio, così come ci pensa Remondina. Allora il gioco della panchina vede entrare in campo Cellini nelle fila della Carrarese al 24esimo. Cellini in sostituzione di Gherardi, l'autore del gol dell'illusorio vantaggio per la Carrarese. Ci sono tanti applausi per Gherardi, è entrato Cellini a rinforzare il reparto offensivo adesso assieme a Merini e Di Kodjevic. È un tridente, mentre nel Vicenza esce un Tulli che nel secondo tempo è stato davvero inconsistente e lascia il suo posto al numero 15 Sbrissa.
Tutto è pronto per il cambio, c'è il team manager Ometto ed ecco Tulli. Eccolo qui, Tulli che lascia il posto a Sbrissa. Sbrissa per Tulli. È entrato Marco Cellini nelle fila della Carrarese con il Vicenza e la Carrarese, che hanno operato tutti i cambi a disposizione. Di qui alla fine non ci saranno più sostituzioni. A centrocampo il controllo da parte di Dettori. Delia riconquista il pallone lungo su Maritato, in chiusura va Trocar, recupera Di Matteo e serve Cinelli, un po' troppo tenero nel controllo di questo pallone, poi va a commettere fallo, calcio di punizione. Alla battuta va immediatamente con il numero 17 Beltrame, sbaglia tutto Beltrame e allora riparte il Vicenza. Beltrame che adesso si è portato a destra, palla riconquistata dai biancorossi, sbaglia nel controllo Cinelli, poi va a recuperare il pallone caparbiamente, riesce a regalarlo a Mustacchio, avanza Mustacchio centrale, appoggio per Sbrissa, c'è Maritato che chiama il passaggio, Sbrissa va alla conclusione, deviata a terra Calderoni senza problemi. Il primo pallone toccato da Sbrissa, ha provato subito il tiro il giovane biancorosso. Le immagini tornano con la Carrarese in avanti. Nikodjevic calcia un pallone completamente sballato, cercando un cross e trovando in effetti un tiro ben oltre la trasversale. Attacco del Carrarese adesso davvero rinforzato anche da Cellini, ma va detto, la Carrarese non si è proposta con continuità in avanti. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Per la tua pubblicità, Publi Vicenza, divisione commerciale Videomedia SPA. Kiss and Kiss Sexy Disco, aperto da martedì a domenica con ospiti speciali nel fine settimana. Vicenza, via Vecchia Ferriera 11. Un'offerta dedicata e imbattibile su luce e gas domestici, grazie alla convenzione tra Confartigianato Vicenza e AIM Energy, per le famiglie degli imprenditori, dei loro dipendenti e dei pensionati. Grazie alla collaborazione di Banca Popolare di Vicenza. Siete tornati in diretta dallo Stadio dei Marmi di Carrara, 4-2 per il Vicenza al 28esimo minuto di gioco della ripresa. È un Vicenza che ha provato adesso a ripartire in avanti, ma è stato fermato da una Carrarese che ha diminuito l'intensità della sua azione offensiva. Credo che il Vicenza possa di qui alla fine gestire il risultato, che la vede avanti di 2 segnature, 4-2 in una gara che davvero non ha lasciato spazio alla noia. Il Vicenza prontissimo e bravo a reagire dopo lo svantaggio iniziale, ne ha messi in fila 4, poi qualche brivido per il secondo gol ottenuto da Merini e adesso Carrarese che ha fatto entrare in campo anche l'ex biancorosso Cellini e sta cercando il serrate finale per l'ultimo quarto d'ora abbondante per rimettere in discussione una partita che i biancorossi mostrano fortemente di voler portare a casa dopo il brutto passo falso interno contro il Como. Sono 3 punti vitali per il Vicenza, anche in considerazione dei risultati che stanno maturando negli altri campi. Vediamo un po' la Carrarese se adesso va di nuovo in attacco dopo questa rimessa in gioco di Merini. Fermato Cellini, ancora Merini, si combatte a limiti dell'area di rigore, c'è il fallo di Castiglia che manda a quel paese il direttore di gara per questo fischio, ma c'è la punizione per gli Apuani. Alla battuta va Belcastro e praticamente ci sono tutti
i lungagnoni della Carrarese in area di rigore. Trocar, Teso, Nikodjevic, pallone teso in area, arriva la conclusione di Dettori e poi ci prova di nuovo Belcastro, palla fuori. Quando ci sono questi calci piazzati il Vicenza è indubbio che soffra, sia che arrivino palle alte sia che arrivino questi palloni tesi al centro dell'area di rigore. È una squadra, quella biancorossa, che soffre un po' la fisicità della Carrarese. Ravaglia pronto al rinvio, lancio lungo di Ravaglia, maritato di testa, va Mustacchio, gira a cercare Sbrissa, fermata l'azione del Vicenza. Dettori, Belcastro, largo su Bregliano, Bregliano lungo per Cellini, il controllo di Nikodjevic, va al tiro Nikodjevic che pensa davvero di giocare da solo, si infuria Remondina, ha provato una conclusione impossibile il giovane serbo. Buon per il Vicenza e così può andare al rilancio Ravaglia, un rilancio che termina direttamente dalle parti del suo collega Calderoni. Teso, Trocar, il lancio lungo di Trocar a cercare Merini, in anticipo Camisa, ci va Di Matteo, il pallone scivola con Di Matteo che lo tiene in campo, dribbling di Di Matteo all'indietro per Cinelli. Sbrissa, maritato all'indietro ancora per Cinelli, chiama palla a Castiglia, Cinelli la smista su Di Matteo, da questi ancora su Maritato contro Trocar, guadagna secondi vicino alla bandierina, tiene in campo il pallone, poi l'arbitro dice che sarà rimessa dal fondo, con Maritato che ha preso anche un colpo. Si spiega adesso con Trocar e va al rilancio Calderoni. 32esimo minuto, 4-2 per il Vicenza. Teso, pallone lungo a cercare Nikodjevic, di testa, male ancora Nikodjevic, beccato dal pubblico. Belcastro, Dettori, Belcastro, Dettori, gira su Belcastro, 20 metri, ancora Belcastro, allarga il gioco su Vannucci, la butta in mezzo, Cinelli a riparare in fallo laterale, senza che si fa adesso un po' schiacciare nel suo metacampo Vannucci. Belcastro controlla, Padalino, Belcastro, lui l'ultimo a toccare, il pallone resta in campo e poi termina in fallo laterale, ma la rimessa sarà per la Carrarese. Rimessa affidata ancora al numero 3 Diego Vannucci. Teso, il controllo di Cellini che tocca all'indietro. Dettori, largo per Bregliano, cross di Bregliano, pallone insidioso che termina fuori, con Ravaglia che ha sorvegliato e accompagnato con lo sguardo la traiettoria della sfera. Rimessa dal fondo di Ravaglia da qualche minuto, la partita sembra in pieno controllo del Vicenza. Non vorremmo parlare troppo presto, ma la squadra biancorossa sembra aver anche addormentato i ritmi in modo corretto, con molta saggezza tattica. Mustacchio verso Maritato, la chiusura di Teso, all'indietro per Calderoni. Trocar ancora per Teso, disimpegno efficace della retroguardia puana. E la SNI subisce fallo, l'arbitro lascia correre, scatta e parte Cellini che reclama per una trattenuta. Prima c'era un fallo su Elasni che è rimasto contuso al centro del campo, non ci sono più cambi, speriamo che per Elasni, mi sembra abbia un problema al tallone, alla punta del piede per Elasni che resta a terra, non interrompe il gioco, il giocatore della Carrarese, ci pensa adesso l'arbitro del Giudici che ferma il gioco e si lamenta il giocatore della Carrarese per questa interruzione. Vanno a protestare tutti perché la Carrarese ha seguito il gioco e Giudici spiega, vedete, non sembrava avere un infortunio così grave, tale da
in qualche modo autorizzare l'arbitro a interrompere il gioco. Comunque cura del caso su Elazny, si spiega l'arbitro con i padroni di casa. Intanto scorrono i secondi, 35esimo minuto. Vannucci adesso chiede all'arbitro di velocizzare le operazioni e Del Giudice dice recupero tutto questo tempo perso. Palla a 2 con Teso che appoggia su Trocar, Vicenza in 10 con Elazny pronto a rientrare. Dettori, Belcastro in 10 contro 11 adesso il Vicenza, Belcastro lungo, lascia scorrere il pallone Delia, adesso Elazny può rientrare in campo. Si riprenderà con il calcio dal fondo da parte di Ravaglia. Ravaglia pronto a riprendere il gioco. 10 minuti al termine, ancora tuoni inquietanti qui a Carrara, con il tempo che non sembra essersi stabilizzato. Ripeto, non piove più dopo che avete visto nel corso del primo tempo. Sì, davvero abbattuto un'acquazzone stile Como sullo stadio di Carrara. Dettori, Carrarese che spinge con tutti i suoi effettivi. Trocar lungo, pallone conquistato da Cellini. Cellini si gira, Cellini mette verso il centro, ancora Cellini in possesso palla, combatte con Elazny che gli sradica il pallone dai piedi e poi esce a testa alta dall'area di rigore e mette in fallo laterale subendo un calcione da Cellini. Rosso per Cellini, espulso Cellini che è andato proditoriamente ad andare un calcio a Elazny, espulsione per Cellini. Rosso per il numero 18. Espulso Cellini, l'ex davvero una bruttissima figura, ha giocato la bellezza di una decina di minuti. Cellini è entrato al 24 e al 36esimo tra gli applausi del pubblico. Lascia la squadra in 10, direi affossando definitivamente. E punizione per il Vicenza. Ravaglia battere, intanto Elazny deve andare fuori dal campo completamente, ma il gioco non può riprendere. Batte Ravaglia con tutta la calma di questo mondo. Palla lunga di Ravaglia che fa il colpo di testa meritato. Tocchetta per il numero 9 del Vicenza che se non altro per aver fatto 2 gol si merita senz'altro la palma di migliore in campo. Prosegue l'azione della Carrarese con Merini, largo per il cross di Troviano, non è limite dell'area, recuperato da Maritato. Ci va a Dettori, Maritato termina a terra, al rilancio di Matteo, ma si spacca via. È chiaro che questi ultimi 7 minuti poco più di gioco per le due squadre, adesso che sono in 10 contro 10 perché Elazny non è ancora rientrato, possono diventare solo difficili per il Vicenza nel caso in cui da qualche mischia nascesse un pericolo, ma il Vicenza è pronto a ripartire adesso con il Maritato, formato da Trocar. Maritato gli toglie il tempo e va a riprendersi il pallone. Il lancio di Delia per lo scatto di Cinelli che è il terminale offensivo più avanzato di biancorossi. Cinelli fermato dall'intervento di Teso, poi Braviano che scaglia tutto il Fabio Mustacchi, vediamo se l'Equipa riesce ad approfittare di questo ennesimo errore di questione della Carrarese. Mustacchi in area, Mustacchi, conclusione, risposta però di Calderoni, si arrabbia Mustacchi, cercava la gloria personale dopo aver preso il buon pallone sul centrocampo, si è andato da solo, accompagnato solo da Cinelli, terzo corner per il Vicenza. Calderoni non ha detto di no. E intanto la novità è che è ricominciata l'attuazione su Carrara. Non ci facciamo mancare niente davvero oggi, perché il profilo meteorologico Cross striscia pallone lungo messo fuori da Treviano,
Vi ricordo l'appuntamento di domani sera alle 21 in diretta con la rigorosamente calcio, ovviamente con la possibilità da casa di partecipare con i vostri sms, le telefonate che manderemo in diretta e con le mail per parlare un po' del momento dei biancorossi, del mercato del Vicenza e ovviamente di questa vittoria, rivedendo tutte le immagini più importanti e analizzandole con tutti i nostri ospiti domani alle 21 rigorosamente calcio. Regliano l'ha messo in gioco, Trocar avanza, subisce fallo, punizione in favore della Carrarese che va battuta dalla posizione regolamentare. Dettori, Carrarese ci prova sotto il profilo della volontà, davvero nulla si può imputare ai giocatori di Remondina e credo veramente lo dire a Cellini quei 10 minuti dopo il gesto di follia per l'intervento su Elasdi. Pallone messo in mezzo da Trocar, Nikodjevic, uscita errata di Ravaglia e pallone che termina fuori, 40-23. Rischia ancora il Vicenza con il colpo di testa di Nikodjevic e Ravaglia che diciamo così esce a farfalle. Oggi giornata no per il portiere biancorosso che ha sbagliato molto. Nonostante questo il Vicenza riesce a portare a casa un risultato molto importante, ma Ravaglia oggi sicuramente rivedibile. Regliano fermato da Di Matteo, si invola, prolunga per Maritato alla ricerca della tripletta. Maritato che toglie il tempo atteso e poi lo ferma in calcio d'angolo. Corner in favore del Vicenza, ci va Cinelli, 41-10, Mustacchio e sbrissa sulla bandierina. Ancora Mustacchio, è lui l'ultimo a toccare. Rimessa dal fondo per la Carrarese con Calderoni. Calderoni con il sinistro. Il rilancio di Calderoni. Colpo di testa di Nikodjevic, Merini che difende il pallone. Il Vicenza è chiuso e non lascia spazi nemmeno centralmente. Belcastro parte da dietro, Trocar cambia gioco, lascia scorrere Beltrame, riconquista Dettori largo su Vannucci, cross interessante in mezzo di Vannucci, non ci arriva con la testa Nikodjevic, bello comunque il cross di Vannucci, pallone che termina fuori. Eccolo qui l'acquazzone su Carrara, ci aveva lasciato un po' di tregua e adesso Giove Pluvio ha deciso che questa partita si concluderà con una bella doccia fitta e gelata. Carrarese di nuovo in avanti, fortunatamente mancano poco più di 2 minuti al termine e ancora meglio è quello che dice il campo con il 4-2 per il Vicenza. Beltrame avanza, termina a terra, c'è il fallo e il calcio di punizione, fallo di Di Matteo e punizione per la Carrarese. Intervento su Beltrame, una delle ultime chance per i padroni di casa per rendersi pericolosi in avanti. Ci va Dettori con il destro, andiamo Dettori con il destro, poco più indietro con il sinistro. C'è anche Trocar, vediamo se batte Dettori. 4 in barriera per il Vicenza, proprio al limite dell'area di rigore. Sembra Dettori l'incaricato della conclusione. Dettori o Teso. Parlano i due. Parte Dettori, lascia a Teso. Pallone deviato e Ravaglia che qui veramente si supera e va a togliere il pallone dal paletto
Conclusione di Teso, deviata e grande riflesso di Ravaglia. È quel che è giusto, abbiamo detto tanti errori da parte del portiere biancorosso. Questa era una parata difficilissima perché il pallone era stato appena deviato e rimbalzato davanti alla porta. Bravissimo Ravaglia addirittura a fermarlo. Rivediamo, pallone deviato, rimbalza e Ravaglia salva un pallone davvero difficile. Andiamo a rivederlo. Guardate la punizione di Teso, deviazione della barriera, pallone che schizza dopo essere rimbalzato e lì Ravaglia bravissimo ad arrivarci in tuffo. Bravo Ravaglia, e si riscatta almeno parzialmente di qualche errore di troppo. Intanto c'è fuori gioco per la Carrarese. Sta per scadere il 90°. Vicenza 4, Carrarese 2. E andiamo a vedere quanti saranno i minuti di recupero assegnati dall'arbitro. Sta per alzarsi il tabellone a centrocampo, mentre scade adesso il 90°. 4 minuti di recupero, 4-2 per il Vicenza. Il lancio lungo a cercare Maritato, esce Calderoni e allora io approfitto come al solito brevemente di Giancarlo Tamiozzo. Il Vicenza ha mostrato il grande spirito di reazione dopo la debacle contro il Toro. Sì, assolutamente sì, sono arrivati i gol ed è arrivato anche il gioco. Peccato per qualche disattenzione difensiva, ma sostanzialmente il bilancio di questa trasferta, anche se il risultato non è ancora in cassaforte, il bilancio può essere considerato così, senz'altro positivo, senz'altro una risposta di valore dopo la sconfitta interna con il Como. Messi in formazione di Miro e Padovano in questo modo diventano anche più dolci per Mister Lopez, che ha il tempo per provare i nuovi. Occhio a Mustacchio che in area, Mustacchio, Calderoni mi si frappone oggi. Mustacchio molto fortunato, ha cercato il gol soprattutto nel finale con continuità, e tutti i momenti Calderoni ha avuto 9. È una squadra che comunque gira, è una squadra su cui i nuovi si possono inserire con calma. Sì, assolutamente sì, è una squadra che comunque deve però prescindere dagli innesti di mercato. È una squadra che dagli innesti di mercato può trarre giovamento senz'altro, però se non si partisse da una base di un certo tipo non si andrebbe da nessuna parte. Stiamo parlando di tentativi di migliorare, non di tentativi di cambiare radicalmente. Allora, ringraziamo Giancarlo Tamiozzo. Domani andremo a leggere sul giornale di Vicenza la sua cronaca della gara. Mustacchio al terzo tentativo, ancora una volta Calderoni gli dice di no, ormai è diventato un duello tra i due. Mustacchio proprio non ce la fa a superare Calderoni, ci ha provato al 39esimo, al 46esimo e al 48esimo. È il quinto corner per il Vicenza. Mustacchio adesso resta a terra, consolato dall'estremo difensore che non dà al numero 7 vicentino la gioia della rete personale. Resta 4-2 il punteggio al 48esimo minuto. Vicenza che la settimana prossima tornerà al Menti arriva una bella partita, c'è il derby con il Venezia, c'è da vendicare il 2-1 dell'andata. È un'occasione per vedere un bel pubblico al Menti, per un derby che non sarà come quello con il Verona, per carità, ma pur sempre mantiene il suo fascino e soprattutto il gusto, il sapore della vendetta, con una delle squadre che nel girone di andata ha messo sotto la squadra biancorossa che sale oggi a 28 punti in classifica, con la situazione che mi mostra adesso Franco Lagamma alla pari con il Como, immediatamente alle spalle di un terzetto, Cremonese, Savona
e proprio il Venezia a quota 29, quindi obiettivo sorpasso quello di domenica prossima in casa al Menti con il Venezia di mister Dal Canto, reduce dalla sconfitta nell'anticipo 2-0 contro la capolista Entella, ormai lanciatissima verso la promozione diretta. Il tempo sta per scadere, il Vicenza sta vincendo per 4-2, l'ultima chance per Merini con la copertura di Camisa, fermato Merini in fallo. Bravo Camisa anche in questa circostanza. È finita la gara, il Vicenza batte 4-2 la Carrarese. Riepiloghiamo la successione delle reti: al 14esimo Gherardi per il vantaggio della Carrarese, pareggio di Jadid al 19esimo, 2-1 per il Vicenza al 24esimo con Tulli, 3-1 di Maritato al 35esimo, poi in apertura di ripresa al sesto ancora Maritato per il 4-1, fissa il punteggio in modo definitivo Merini al 17esimo della ripresa. Punteggio finale: Vicenza batte Carrarese 4-2. È tutto dallo stadio dei Marmi di Vicenza, con i giocatori stremati davvero dopo una partita giocata almeno per l'80% sotto una pioggia battente. Bravi a loro, bravi ovviamente a tutti gli spettatori che sono arrivati qui allo stadio e bravi anche a voi telespettatori da casa, e ci scusiamo ma non dipende da noi per qualche problema di collegamento, soprattutto nel corso della prima frazione. Il cerchio dei giocatori biancorossi ormai consueto, ormai scaramantico, tradizionale, l'abbiamo visto tante volte quest'anno per un Vicenza vittorioso in trasferta. Eccolo qui, i ragazzi biancorossi, 4-2 per il Vicenza. Da Francesco Formaggio è tutto dallo Stadio Marmi di Carrara. Ci vediamo domani sera a Rigorosamente Calcio e poi ad assistere alla partita al Menti, il derby di domenica contro il Venezia. Grazie a tutti dall'ascolto da TV a Vicenza, un buon proseguimento di giornata.